Il diavolo a zonzo per Butrio. Au, gringos! Butrio, 1745. Un parroco, Don Antonio Brazzoni, credeva che il diavolo stesse corrompendo la sua comunità e iniziò una vera e propria caccia al maligno. Con interrogatori pressanti durante le confessioni portò 3 donne del paese, Adriana Trivellini, Francesca Purini e Giovanna Meroi, a confessare di aver fatto un patto con il diavolo, partecipando al sabba e usando unguenti fatti coi loro stessi aborti inceneriti. Dissero che perfino un prete faceva parte di questi rituali. Nonostante le gravissime accuse, furono assolte dall'Inquisizione. Tuttavia, le autorità veneziane ritennero la sentenza troppo mite e rivendicarono il diritto di giudicarle nuovamente. Durante il secondo processo, le 3 donne furono torturate e invece di confessare accusarono Don Brazzoni di averle costrette a inventare tutto. Anche il Tribunale Civile le assolse, smascherando le pratiche manipolatorie dell'Inquisizione. Paolo Molinaris, un giovane affascinante e sospettato di essere massone, fu collegato nelle testimonianze al diavolo e alla seduzione di Elena, la sorella del parroco. Si credeva che l'avesse avvicinata per introdurla nel mondo delle streghe. Questo episodio segnò l'inizio della fine dell'Inquisizione, poiché l'illuminismo stava portando alla luce un'era nuova. La ragione prevaleva sulla superstizione.